oggi nella nostra città, nella nostra isola, ma non soltanto, essere veramente uomini e cittadini di vita quotidiana, ecco, significa essere eroi, perché la normalità è diventata un fatto eroico, eccezionale. Un ragazzo ritorna da scuola da Piazza Armerina e sul pullman, siccome c'era molto freddo e dei ragazzi avevano aperto il finestrino, dice loro di chiudere il finestrino. Questi non lo vogliono chiudere, il ragazzo si alza e lo va a chiudere, questi non riaprono. Bene, arrivano a Mirabella in Baccari, scendono dal pullman, 5 ragazzi pestano il ragazzino che aveva osato alzare il finestrino a sangue, va a finire in ospedale a Caltagirone con 1 mese di prognosi. Ma la cosa più grave è che praticamente il papà di uno di questi ragazzi bulli, chiamiamoli così, è andato quasi in maniera dolce a minacciare, scusate il bisticcio di parole, il papà del ragazzo picchiato dicendogli: ma vai a ritirare la denuncia, è una fesseria, cosa di ragazzi. Omertà e intimidazione. Questi elementi cardine, spesso e volentieri, sono presenti anche purtroppo nella crescita morale dei nostri ragazzi. Stranamente, già nell'età adolescenziale, molti ragazzi, io ho un ricordo che ho frequentato la scuola del Bronx, Scavone, in un periodo storico particolare, avevano già fissato queste regole: omertà e intimidazione. Io ti scassa ammazzate, riempio di botte e devi stare zitto. Omertà e intimidazione. Cioè, l'omertà e intimidazione, quindi il 416 bis, si può già applicare nell'adolescenza, stranamente, nell'inizio dell'adolescenza.